Piove di Sacco per la procura, la mamma arrestata per omicidio, la partorita e poi gettata nel water tirando all'acqua e provocandone così la morte per annegamento. Ai medici ha detto di non sapere di essere incinta, ma la gravidanza era evidente. Strada, ennesima vittima, Malo, 61enne, muore schiantandosi contro un platano. Ad Arcade è ferito un giovane investito mentre soccorre un gatto. A Bassano caccia il pirata che ha travolto una novantenne e la badante. Sale la fredda contabilità delle morti in montagna. Un alpinista bresciano di 52 anni ha perso la vita in mattinata precipitando dalle 3 cime di Lavaredo. Era arrivato in vetta con un gruppo in cordata. Amanita scambiata per chiodini dopo 2 settimane di agonia, è morta l'83enne ricoverata in gravi condizioni dopo aver ingerito dei funghi velenosi. Incredulità Follina dove la donna era molto conosciuta. La polizia ha arrestato un 27enne che all'interno dell'ospedale Caffoncello ha prima rubato la borsa ad un'anziana, poi ha colpito con un pugno un'infermiera. L'uomo, anch'egli ricoverato, è stato arrestato. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è a Padova, ospite dell'università per parlare dei conflitti internazionali. Contestazione degli studenti pro-Palestina, il punto su Medio Oriente, ma anche autonomia e terzo mandato. Sport, rugby, il Benetton potrebbe tornare a calcare con una propria squadra i campi del campionato italiano di Serie A. In diretta su Antenna 3 il presidente Zatta ha fatto sapere che con la federazione il dialogo è aperto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'infanticidio di Piove di Sacco in provincia di Padova, perché la mamma che è stata arrestata per omicidio ha partorito la piccola e poi l'ha gettata nel water tirando l'acqua e provocandone la morte per annegamento. Ai medici ha detto di non sapere di essere incinta, ma la gravidanza era evidente. La notte in cui ha partorito e poi cercato di sbarazzarsi della figlia gettandola nella water della sua stanza, avrebbe detto all'ex proprietario del nightclub serale di non poter lavorare perché aveva un'emorragia. Nessun riferimento alla gravidanza giunta a termine, ben visibile a tutti, ma sempre negata a parole. Melissa Russo, la 29enne italo-brasiliana, arrestata per l'omicidio della sua bambina, poco dopo, verso le 4 del mattino, spaventata e sotto shock, è corsa a chiedere aiuto ad un'amica che stava lavorando al piano di sotto nel nightclub. È stata lei a chiamare i soccorsi. La scena che si sono trovati davanti agli occhi sanitari del suo entrati nella stanza dormitorio è stata agghiacciante. La neonata era nel water colmo d'acqua. Per lei non c'era più nulla da fare. La donna aveva anche tentato di tirare lo sciacquone provocando la morte della neonata per annegamento. Da qui la richiesta di intervento ai carabinieri. Melissa Russo è ancora piantonata in ospedale a Padova nel reparto di ginecologia in stato di fermo. Ai medici la 29enne ha detto di non sapere di essere incinta, ma la gravidanza giunta al termine era evidente a chi vedeva la ragazza passeggiare e frequentare i negozi delle vicinanze. Nelle scorse ore il pubblico ministero Sergio Dini in caserma a Piove di Sacco ha interrogato i vari proprietari del locale e la coinquilina della 29enne che ha trovato la neonata prima di vita in bagno. Nel frattempo per la madre rimane l'accusa di omicidio aggravato. La 29enne era arrivata a Piove di Sacco 2 mesi fa dalla Puglia. Come molte ragazze che lavorano nel nightclub serale ha trovato alloggio nelle stanze sopra il locale e ci è rimasta. L'ex gestore dell'attività ha confermato che la 29enne non aveva altri posti dove andare. Il locale, dopo questa vicenda orribile, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri per completare gli accertamenti e verificare anche le irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS e dal nucleo ispettorato del lavoro. Tragedia della strada a Monte di Malo dove un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un platano. Monte di Malo, schianto letale. È passato da poco mezzogiorno quando sulla strada provinciale 124 in via Giovanni XXIII una macchina improvvisamente esce di strada all'altezza di una semicurva e si scontra frontalmente con un platano. Purtroppo l'uomo alla guida, un 61enne, sarebbe morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe perso il controllo della vettura per cause che sono al vaglio delle autorità competenti. Immediatamente è scattato l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i medici del SUAM 118 che però non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo.
E grave incidente nel pomeriggio ad Arcade, in provincia di Treviso, in via Indipendenza, dove poco dopo le 15 un'auto condotta da un 81enne della zona ha travolto un uomo di 31 anni residente nel Trevigiano. Il giovane, che si trovava a piedi, stava spostando un gattino morto dal centro della strada. In quel frangente è sopraggiunto l'anziano alla guida della sua auto. L'impatto è stato violento, immediati soccorsi con il 31enne portato in pronto soccorso con un grave trauma al bacino. L'esame dell'alcol test ha rivelato come l'81enne fosse ubriaco, quasi 3 volte il livello consentito, da cui l'immediata denuncia e il fermo del mezzo. Sul posto la polizia intercomunale di Villorba, Arcade e Carbonera per i rilievi del caso. E il comandante della polizia locale di Bassano invita attraverso le nostre telecamere chi era alla guida dell'auto pirata che ha investito ieri sera 2 donne in via Colomba a presentarsi al comando. È caccia al o alla pirata della strada che martedì sera ha investito una 90enne e la sua badante, che stavano rincasando a piedi per poi scappare senza fermarsi a prestare soccorso. Siamo in via Colomba, a Bassano del Grappa. Il veicolo, un SUV scuro, arrivava da est quando ha travolto le 2 donne, che hanno riportato ferite per fortuna non gravi e sono state portate in ospedale per gli accertamenti. Se la caveranno con qualche frattura e qualche livido. Sull'asfalto i resti dell'impatto. Ora, assicura il comandante della polizia locale Giovanni Favaretto, la persona al volante del mezzo ha le ore contate. Sulla sua testa pende una denuncia per omissione di soccorso. Stiamo scandagliando tutta la videosorveglianza del territorio, sia telecamere private che telecamere pubbliche. Siete riusciti a capire di che veicolo si tratta? Anche perché pare che abbia lasciato dei pezzi. Sì, qui è testimone il vetro per terra, si è lasciato uno specchietto retrovisore laterale e quindi abbiamo identificato la tipologia di veicolo, marca e modello, quindi insomma abbiamo già ristretto il campo di azione. Non è la prima volta che a Bassano persone senza alcuno scrupolo scappano invece di prestare soccorso dopo aver travolto ciclisti o pedoni. Lei conti che nel biennio 23-24 abbiamo denunciato 4 persone precedenti con fuga con lesioni e sanzionati 41 automobilisti che in incidenti meno gravi non si sono fermati. Al di là delle norme che ci sono pesanti, è proprio un senso civico, il senso di rispetto verso le persone e verso la cosa pubblica. Se manca quello, si è messi male. Visto che abbiamo l'opportunità, attraverso anche le nostre telecamere, si potrebbe lanciare proprio un appello a chi si trovava alla guida di questa macchina scura. Sì, che si faccia vivo, al nostro comando di polizia locale che è in via Vitorelli, che si faccia vivo. Cosa rischia? Anche perché ci arriveremo comunque. Sì, perché c'è una rete di telecamere di videosorveglianza che prima o poi vi porteranno a risalire a chi c'era al volante di quell'auto. Certamente, senza nessun dubbio. E grave incidente stanotte intorno all'1 lungo il passante di Mestre, che ha coinvolto un tir e un'auto. Nello scontro i 2 mezzi hanno preso fuoco. Il sinistro è caduto in direzione Milano tra i comuni di Zero Branco e Scorzè. Le telecamere di Cava hanno inquadrato il tir mentre viene tamponato dalla vettura che rimane agganciata al mezzo pesante. L'autista è riuscito subito ad accostare in piazzola di sosta prima che dall'auto si sviluppasse l'incendio che in poco tempo ha avvolto prima il mezzo, poi l'auto articolato, adibito al trasporto di bobine di alluminio. In salvo entrambi i conducenti. Quello dell'auto è però dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità di CAV. E ancora purtroppo morti in montagna. Questa mattina nuova tragedia sulle 3 cime di Lavaredo, a perdere la vita un alpinista bresciano di 52 anni. Un noto scalatore bresciano di 52 anni è morto stamattina precipitando dalla vetta delle 3 cime di Lavaredo. L'alpinista Giovanni Pillitteri con un gruppo di amici aveva raggiunto la cima risalendo la via normale della Cima Grande. Giunti in vetta tutti si sarebbero slegati e il 52enne, per cause al momento sconosciute, forse perdendo un appiglio, è caduto volando per 700 metri dalla parte del versante alto atesino delle 3 cime. I compagni di cordata hanno lanciato l'allarme al 118, l'elicottero Falco del SUEM di Pieve di Cadore si è alzato in volo quando mancavano una manciata di minuti alle 11. Il corpo dell'alpinista è stato recuperato alla base della parete, ricomposto e consegnato con un rendezvous al carro funebre per il trasferimento alla camera mortuaria. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti. Sotto shock i compagni di cordata che stamattina, complice la giornata tersa e le temperature gradevoli, avevano deciso di attaccare una delle vie aperte sulla montagna simbolo delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Ad attenderli l'appuntamento con il destino, che ha strappato la vita a Giovanni Pillitteri, morto in conseguenza di un politrauma.
E dopo 2 settimane di agonia è morta l'83enne ricoverata in gravi condizioni dopo aver ingerito dei funghi velenosi. Shock a Valmareno di Follina, dove l'anziana era molto conosciuta. La loro origine era un'origine di famiglie di agricoltori, per cui non si riesce ancora a capire come mai possa essere successa una svista così grande che ha portato purtroppo alla morte di Ermelinda. È un paese incredulo, Valmareno. In questa frazione di Follina per quasi 2 settimane in tanti hanno sperato in un epilogo diverso da quando Ermelinda Aiello, 83 anni, era stata ricoverata con il figlio maggiore Roy all'ospedale di Vittorio Veneto per un'intossicazione da funghi velenosi. Una battaglia durata giorni, poi complicata dalla positività al Covid e da un'infezione. Determinante però è stato l'ingerimento di Amanita phalloides, uno dei funghi più nocivi presenti in natura, ma molto diffuso anche nei nostri territori. La conferma arriva dallo stesso direttore dell'ULSS 2. Sicuramente era una situazione già difficile legata al fatto che, come sapete, l'Amanita phalloides è un fungo purtroppo che viene considerato mortale. Mario Collet, oltre a essere vicino di casa di Ermelinda, è stato sindaco di Follina per una vita, conosce le abitudini del paese. A Valmareno tutti raccolgono i funghi chiodini e la gente è abbastanza esperta, infatti è la prima volta che succede nella nostra comunità un evento simile. Nella casa dove l'83enne abitava resta il figlio Roy, dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi. Preferisce non parlare, conferma solo come quei funghi, considerati inizialmente dei semplici porcini, siano stati colti nelle vicinanze, un gesto fatto chissà quante volte. Con lui si è messo in contatto il sindaco Paola Carniello. Ma ho sentito oggi il figlio maggiore, Roy, per fortuna l'ho sentito bene, so che anche lui è stato in ospedale perché anche lui ha mangiato gli stessi funghi della mamma, però probabilmente l'età più giovane lo ha aiutato a superare questo momento. I funerali della donna, che lascia anche un altro figlio Terry e 2 nipoti, si terranno nelle prossime ore nella chiesa di Valmareno. Una tragedia familiare prima di tutto, da cui parte anche un monito collettivo. Vorrei oggi fare un appello, se non siete sicuri dei funghi che raccogliete, rivolgetevi al servizio micologico dell'ULSS e se non siete tranquilli, diciamo che il fungo sia buono, evitate di mangiarlo. La polizia ha arrestato un 27enne che all'interno dell'ospedale di Treviso ha prima rubato la borsa ad un'anziana, poi ha colpito con un pugno un'operatrice sanitaria. L'uomo, anch'egli ricoverato nel nosocomio, è stato arrestato. Prima ha rubato ad un'anziana la borsa e il giubbotto, poi ha colpito con un pugno un'operatrice sociosanitaria. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì tra i corridoi del Cafoncello di Treviso. Protagonista un paziente 27enne di nazionalità straniera, degente del reparto di prima medicina dell'ospedale trevigiano. È stato il personale sanitario a sorprendere l'uomo mentre stava sottraendo il giubbino e la borsetta ad una signora di 79 anni impegnata a prestare assistenza all'anziano marito ricoverato. Scoperto da alcune operatrici che gli hanno intimato di restituire quanto rubato, il giovane, anziché abbandonare l'area furtiva, ha colpito con un pugno una di loro, cercando di fuggire verso il parcheggio riservato ai dipendenti. Il tempestivo intervento dell'operatore del posto di polizia del nosocomio e di una volante della questura ha consentito di bloccare il 27enne e di arrestarlo in flagranza per rapina. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare gli effetti personali che sono stati immediatamente riconsegnati alla 79enne. Il presidio della Polizia di Stato presso l'ospedale Cafoncello si dimostra un baluardo fondamentale a tutela dell'incolumità del personale sanitario e dei cittadini. Le parole del questore di Treviso, Alessandra Simone. Era stato investito da uno stalker, il carabiniere Marco Scudieri. Le sue condizioni fin da subito erano sembrate gravissime, tanto da ipotizzare anche di perdere l'uso delle gambe. Ora il militare è tornato a camminare. Mi fai vedere come cammini adesso? È un piacere, non è un sacrificio. Questo è Marco Scudieri, carabiniere, che il 14 luglio del 2023 è stato investito da uno stalker che il militare stava cercando di allontanare da casa dell'ex moglie. Subito le sue condizioni sono apparse gravi,
tanto da far ipotizzare anche una perdita dell'arto. Sentirsi dire o comunque percepire che stavo per perdere un arto è stata la notizia che ovviamente mi stava devastando mentalmente, perché a 36 anni rischiare di perdere una gamba penso che sia la cosa più triste che un uomo si possa sentir dire. La velocità dell'intervento però ha fatto sì che ora Scudieri possa tornare a camminare. In quei momenti lì abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Il primo è quello di riportare sangue ossigenato per scongiurare il rischio dell'amputazione, ed è stato fatto immediatamente, cioè appena arrivato in ospedale. Il giorno dopo è stato fatto un secondo intervento per favorire, è un po' difficile da spiegare, ma insomma è stata fatta una fasciotomia per dare maggiore possibilità di rivascolarizzazione dei tessuti che purtroppo erano stati traumatizzati. Ma dopo 2 o 3 giorni in cui la situazione era in precario equilibrio, o si decideva di fare una ricostruzione femorodistale, così si chiama, con una ricostruzione anche delle arterie del piede, o altrimenti quello che avevamo fatto prima non serviva a niente. Quindi abbiamo preso questa decisione, abbiamo fatto questo intervento che è durato ovviamente tutto il pomeriggio fino a sera inoltrata, però con un ottimo risultato. Nel 2023 i professionisti dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare hanno seguito 1.433 pazienti, il 10% in più dell'anno precedente. Nei primissimi mesi del 2024 sono stati 735 gli interventi in sala ibrida, oltre a tutte le urgenze emorragiche o ischemiche, e 353 gli interventi open repair, soprattutto aneurismi, ischemie critiche e chirurgia oncovascolare. Un impegno per tutti i pazienti. Il nostro scopo del nostro lavoro è salvargli gli arti al carabiniere traumatizzato, ma anche agli anziani. Non c'è una grande differenza, cioè noi pazienti sono tutti uguali. Magari ha fatto molto più clamore il carabiniere, tant'è vero che in quel tempo io mi domandavo: ma guarda quanta gente mi chiede di questa cosa qui, e sono 30 anni, 40 anni che faccio questo tipo di chirurgia e di arti ne ho salvati moltissimi, anche a persone molto meno conosciute, molto meno famose di questa persona, e invece la vita vuole così. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani oggi era a Padova, invitato dall'università per parlare di conflitti internazionali e pace, ma tanti temi affrontati. La sicurezza si garantisce anche con la diplomazia, quindi credo che sia giunto il tempo di arrivare a un cessate il fuoco sia a Gaza sia in Libano. È chiaro che devono essere poi liberati gli ostaggi israeliani. Nel frattempo le forze UNIFIL devono rimanere come cuscinetto tra Israele e Libano per presidiare il confine tra i due paesi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è a Padova per partecipare all'università ad un incontro sul tema delle strategie della pace in tempo di guerra. Parla di Medio Oriente. L'Italia con l'iniziativa Food for Gaza sta inviando 60 tonnellate di alimenti per i civili stremati dai bombardamenti. In tema di politica estera, Tajani parla anche delle elezioni americane. Gli USA restano alleati a prescindere da chi sarà il prossimo presidente. È importante che nessuno dei due, una volta vinte le elezioni, giri la testa e non segua la parte del mondo dove c'è grande tensione, e non soltanto Ucraina e Medio Oriente, ma anche Mediterraneo e Africa. Bisogna avere una strategia comune, NATO, Unione Europea e G7. Sul tema dell'immigrazione, Tajani ha sottolineato l'efficacia della politica del governo nella gestione dei flussi migratori. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nel Mediterraneo, meno 62, meno 63% quest'anno, quindi vuol dire che la politica del governo ha funzionato. Aumentano i migranti regolari, che sono quelli che vengono a lavorare nel nostro paese, devono essere trattati come tutti gli altri cittadini italiani che lavorano. Guardando all'Italia, Tajani ha ribadito la contrarietà al terzo mandato per i governatori. Il terzo mandato non esiste, bisogna in democrazia anche avere un'alternanza, non solo politica, è giusta l'alternanza, ma anche di persone. 2 mandati mi sembrano sufficienti. Noi abbiamo detto che proporremo ai nostri alleati al momento opportuno i migliori nomi possibili, e Tosi certamente ha vanta esperienza amministrativa. E sul tema dell'autonomia? L'autonomia deve essere qualcosa di positivo, non qualcosa di negativo. Le regioni non possono sostituirsi allo Stato, le regioni devono fare ciò che è di loro competenza. Per quanto mi riguarda, il commercio internazionale non può essere complessivamente una competenza delle regioni. E il ministro
ministro Tajani è stato contestato dagli studenti universitari pro-Palestina che dopo aver cercato di avvicinarsi all'università dove stava parlando il vice premier ha sfilato in corteo per le piazze del centro di Padova. Se non cambierà, il chi vada pure qua. Se non cambierà, il chi vada pure qua. Se non cambierà, il chi vada pure qua. Per la nostra istruzione, per la nostra università e aumenta la repressione del dissenso nelle piazze, nelle case, nei picchetti, nei carceri e nei CPR. Erano circa un centinaio gli studenti universitari pro-Palestina che hanno contestato a Padova la presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani, invitato al BO per parlare di pace e conflitti internazionali. Il collettivo auto-organizzato universitario dal presidio in piazza Cavour ha tentato poi di avvicinarsi al BO blindato dalle forze dell'ordine mentre il vice premier stava facendo il suo intervento. Poi i manifestanti si sono spostati in corteo tra le piazze fino al Liviano. La nostra rettrice ha fatto fare una delle sue solite passerelle a un ministro del governo Meloni complice del genocidio per denunciare l'ennesimo ingiustificato schieramento delle forze dell'ordine, per denunciare l'ennesima vergogna della nostra università che si blinda ai suoi studenti. Cambiamo completamente argomento, siamo allo sport, rugby. Il Benetton potrebbe tornare a calcare con una sua squadra i campi del campionato italiano di Serie A, l'annuncio in diretta su Antena 3. Il Benetton Rugby apre a un ritorno nel campionato italiano. Se finora la società trevigiana aveva escluso l'ipotesi di tornare a disputare la Serie A maschile, in diretta prima edizione su Antena 3, il presidente Amerino Zatta ha per la prima volta annunciato che con la federazione si è aperto un dialogo per schierare nuovamente in campionato una compagine bianco-verde. Benetton presente nel panorama nazionale con le giovanili e la prima squadra femminile, ma quella maschile manca dal 2010, da quando cioè i trevigiani disputano lo United Rugby Championship che accoglie il Gotha della palla ovale europea. È evidente che da parecchi anni, da 14 anni, che è il tempo in cui noi partecipiamo a questa competizione come prima squadra non siamo nel panorama. Però ultimamente c'è qualche, diciamo così, premessa sulla quale si sta chiacchierando per fare una seconda squadra per poter, diciamo così, competere anche nel campionato italiano. Zatta è prudente, ma la volontà c'è e la presenza del trevigiano Andrea Duodo alla guida della federazione rugbistica ha probabilmente favorito l'apertura di un confronto. È ancora in una fase di studio, si sta chiacchierando, si sta valutando, si sta vedendo anche questo, perché credo che sia giusto di dare anche un segnale di presenza, diciamo così, all'interno della realtà del nostro campionato. Però è una cosa che è ancora nell'embrione, che si sta quantomeno per il momento chiacchierando. Se Zatta, uomo concreto, ammette che se ne sta parlando, il processo per il ritorno in Serie A è probabilmente già avviato, tanto che il presidente non esclude possa concretizzarsi fin dalla prossima stagione. Può darsi che nel prossimo settembre qualcosa possa uscire, evidentemente la fase di studio è un po' preparata, allargata, si tratta di capire come si può procedere e se si può procedere anche. È tutto, siamo in chiusura, vi lascio ora alla sigla e poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.